Bentornati in diretta dal Palazzetto dello Sport di Olot. Passiamo dall'Under 17 maschile a quella femminile. Di fronte Spagna e Italia, in corso le presentazioni delle due squadre prima degli inni nazionali. Partita di cartello di questa giornata nel campionato europeo femminile numero 2 per quanto riguarda la categoria Under 17, perché Spagna e Italia sono le due squadre che condividono la testa della classifica a punteggio pieno. Due vittorie per la Spagna, 9-1 contro la Francia, 4-1 contro il Portogallo. Due vittorie per l'Italia, 2-1 contro la Germania e ieri contro la Francia per 3-0. Ma prima di andare avanti gli inni nazionali, cominciamo con l'inno di Mameli. E questo era l'inno di Mameli, cantato a squarciagola dalle ragazze azzurre. Ora l'inno spagnolo, la Marcia Real. È andata anche la Marcia Real con qualche difficoltà, lo diciamo per chi non lo sapesse, ma nel mondo dell'hockey lo dovrebbero ormai sapere tutti. Le ragazze spagnole non cantavano per il semplice motivo che la Marcia Real non ha un testo e quindi è solo musicale, e questo è il motivo per cui le squadre spagnole non hanno il problema di cantare l'inno. Vedete intanto in sovrapposizione le formazioni. Cominciamo con l'Italia: numero 1 Bianca Bertolucci, 2 Anna Palagi, 3 Emma Cazzolla, numero 4 Laila Carlucci, numero 5 Laura Rubega capitano, numero 6 Vanessa Mazzilli, numero 7 Matilde Ghirardello, numero 8 Maria Boscaro, numero 9 Teresa Messora, numero 10 Stella Rossato. L'allenatore è Massimo Giudice, già passati alla Spagna con il numero 1 Aine Perez, con il numero 2 Ainhoa Muro, con il numero 3 Paola Roldan, con il numero 4 Alba Costa, con il numero 5 Abril Besa, con il numero 6 Carla Ferrer, con il numero 7 Elsa Salvagnà, con il numero 8 Xenia Matas, con il numero 9 Julia Vila e con il numero 10 Julia Masnou, che è anche la capitana della squadra. Praticamente tutte atlete classe 2008, decisamente la squadra più forte di questo campionato. Spagna che è al suo esordio in un campionato d'Europa in questo torneo, perché non c'era lo scorso anno a Correggio nella prima edizione, vinta dal Portogallo in finale contro l'Inghilterra, con l'Italia al terzo posto. Questo fa capire anche la difficoltà un po' di questa partita per le azzurre, che comunque arrivano benissimo a questo appuntamento dopo aver vinto le prime due partite.
soffrendo con la Germania, vincendo con maggiore agio contro la Francia ieri sera, una squadra che sta disputando un ottimo europeo fino a questo momento e ovviamente adesso si alza l'asticella perché giocare contro la Spagna sicuramente è qualcosa di diverso. Classifica del girone: Spagna-Italia 6 punti assieme al Portogallo, ma il Portogallo ha una partita in più, quella di oggi contro la Germania 4-0. Germania-Francia 3 punti con una partita in più già dell'Italia, e Inghilterra, vice campione d'Europa, ancora ferma a 0 punti, un po' la sorpresa in negativo di questa edizione del campionato europeo. Andiamo a vedere anche quelle che sono i due quintetti per quanto riguarda la Spagna. In porta c'è il capitano Julian Masdau, gli esterni sono con il numero 3 Roldan, con il numero 4 Costa, con il numero 6 Ferrer e con il numero 7 Salvagnà. Per quanto riguarda invece la nazionale azzurra, in porta c'è Stella Rossato e gli esterni sono con il numero 3 Emma Cazzola, con il numero 5 la capitana Laura Rubega, con il numero 9 Teresa Messora, con il numero 7 Matilde Ghirardello. Qualche problemino per sistemare il gambale di Stella Rossato e siamo pronti a partire con questa partita. Subito in pressing la Spagna, che costringe immediatamente la nazionale azzurra al fallo di 5 secondi e va immediatamente a recuperare la pallina. Lo diciamo subito, sarà una partita difficilissima per le azzurre perché la qualità spagnola è indiscutibile. Intanto però andiamo a rendere pan per focaccia, rubiamo la pallina andando in pressing e costringendo la Spagna per un errore di passaggio al fallo di 5 secondi, quindi si riparte con le azzurre in zona d'attacco con Messora per Cazzola all'indietro, dove c'è la capitana Laura Rubega. Messora sbaglia il passaggio, Messora, attenzione, subito un'occasione atterrata e c'è subito il tiro diretto a favore della Spagna. Il fallo su Elsa Salvagnà da parte di Teresa Messora dopo l'errore in disimpegno della difesa azzurra, l'errore di Messora stessa. La stessa Messora va e frana addosso alla giocatrice avversaria. Tiro diretto dunque dopo appena 27 secondi, occasione per la Spagna. Stella Rossato contro Salvagnà, alla meglio dopo una serie di finte la giocatrice spagnola e dopo 32 secondi la Spagna è già in vantaggio. 1-0 per le padrone di casa. Inizio difficile, lo avevamo già detto, così come era stato difficile ieri l'inizio dei maschi contro la formazione spagnola. Intanto perdiamo subito un'altra pallina contro Elsa Salvagnà. Prova a farsi vedere Laura Rubega dalla giocatrice avversaria. Costa, scusate, Carla Ferrer questa per Alba Costa. La conclusione, Stella Rossato, poi Matilde Ghirardello che allontana, prova Messora a tenere la pallina, difficile per le azzurre. Emma Cazzola ora va al contrasto con Costa, palla all'indietro per Roldan che parte in velocità, la conclusione alta sopra la traversa. Gli arbitri non fischiano lasciando la regola del vantaggio. Immediato il pressing delle spagnole sulla portatrice di palla. Cazzola prova a superare l'avversaria, non ci riesce. Ancora Salvagnà, pallina messa per Costa, poi all'esterno per Ferrer, da questi a Roldan. Ancora Ferrer, sfrutta il movimento Salvagnà con Ghirardello che in qualche modo la trattiene, poi prova Messora a lanciare il gioco azzurro ma non c'è nessuno dove arriva la pallina. Costa
tanto sono sparite le immagini, eccole tornate, pallina, attenzione, in posizione molto pericolosa con la giocatrice numero 6 Carla Ferrer che non riesce a colpire. Andiamo anche alla conclusione della parte opposta, ci pensa Laura Rubega con un tiro che però finisce fuori dallo specchio della porta. Riparte subito in velocità la Spagna con la giocatrice numero 3 con Roldan. Ferrer, punta Ferrer, le impedisce il passaggio Laura Rubega, ancora Ferrer, dietro porta per Costa, lotta Emma Cazzola che alla fine riesce a conquistare questa pallina, prova Messora ad andare in avanti, la conclusione, la parata da parte di Giulia Masnou. Italia che stavolta non solo va alla conclusione ma prende anche lo specchio della porta. Ora lotta alla balaustra Matilde Ghirardello, Messora, pallina che rimane lì e sbrogliano però le giocatrici spagnole con Salvagnà. Italia che mette fuori la testa dal guscio in questa fase. Ferrer, su di lei Messora, il passaggio non preciso per Costa che però riesce a recuperare e accedere a Roldan. Salvagnà, accelerazione della numero 7 contro la Ghirardello che scivola, poi alla fine recuperano palla le azzurre, Ghirardello in avanti, arriva immediatamente alle sue spalle Roldan, anzi Costa che le porta via la pallina, alza e schiaccia da parte di Salvagnà, brava Stella Rossato a rispondere, poi Rubega in avanti a cercare Messora, pallina recuperata dalla giocatrice azzurra che ora però è dietro porta, deve trovare un varco, trova Rubega che va subito alla conclusione, contratta però sul tiro da Ferrer. Attenzione dalla parte opposta a Roldan che mette in mezzo dove non c'è nessuno, allora pallina per Rubega, spazio per la giocatrice azzurra che si viene portata fuori dalla traiettoria, perde, anzi no, riesce a dare all'indietro per Ghirardello, da Ghirardello a Cazzola, da Cazzola in avanti ancora Messora, Ghirardello prova Messora, c'è spazio un po' sulla destra, il blocco da parte della numero 3 Cazzola, poi Ghirardello anziché servire Messora ridà la pallina all'indietro, perdiamo una occasione. Attenzione a Salvagnà, la conclusione al volo bellissima da parte di Costa con la pallina che si infrange sul palo, davvero una bella azione. Ghirardello ora, c'è spazio per lei, può andare alla conclusione, il tiro incrociato non esce di tantissimo, si fa vedere l'Italia. Attenzione ora Salvagnà, scusate, ancora lei con Rossato che blocca la pallina e si riprende con una punizione in favore anzi un ingaggio tra le due squadre. Italia che è riuscita a costruire qualche buona azione, un paio di tiri da distanza. Questa è una bellissima conclusione da parte della numero 4 Alba Costa. Palla 2 vinta dalla Spagna con la conclusione di parata. Attenzione Ghirardello, lascia lì la pallina, c'era Messora che era andata in avanti, Costa, palla all'indietro, Ferrer, per Salvagnà, ancora Ferrer, la porta fuori la capitana Laura Rubega, pallina dietro porta, va a lottare Emma Cazzola, poi un tentativo ancora delle spagnole che ora devono chiudere forzando il tiro. Ghirardello, attenzione perché la parata in spaccata da parte di Stella Rossato non era per nulla facile, ora lotta Messora nel tentativo di tenere la pallina, cambio, fuori Roldan per la Spagna, dentro la numero 5 Besa, eccola qua, servita in questo momento, carica subito il tiro, la conclusione, la più rapida di tutti ad andare sulla pallina è Emma Cazzola, poi il passaggio
per Rubega che non ci arriva. Ferrer, Rubega la segue dietro porta, palla all'indietro per la neoentrata, la numero 8 Malas. La conclusione, Stella Rossato, Matas, scusate, la giocatrice è appena entrata. Stella Rossato para, Besa prova a fare tutto da sola, la numero 5, pallina che rimane lì, alla fine allontanano le azzurre con Messora, subito Besa su di lei. Messora deve uscire dall'angolo, lo fa cercando Emma Cazzola che ora ha lo stesso problema alla parte opposta, sbaglia il disimpegno, però sbagliano anche le spagnole in questo caso. Messora non riesce però ad andare via al controllo di Roldan, poi Ghirardello va a prendersi questa pallina, Rubega non va via a Salvagnà, attenzione ora al contropiede, Salvagnà va al tiro, bara Stella Rossato. Salvagnà alza e schiaccia in uscita dal secondo palo, pallina ancora lì per Ferrer, all'indietro per Matas. Besa, pallina messa in mezzo, bloccata però dalla difesa azzurra. C'è il time out richiesto da Massimo Giudice alla prossima interruzione. Salvagnà, attenzione a Bessa, la conclusione, la parata, forse il palo anche colpito dalla formazione spagnola, passaggio sbagliato da parte di Rubega, fallo perché la pallina esce, si riprende con una punizione in favore della nazionale azzurra, non prima però del time out richiesto da Massimo Giudice. 11 minuti e 25 da giocare. L'Italia ha subito il gol al primo minuto, praticamente al primo assalto della Spagna, peraltro su tiro da fermo, tiro diretto trasformato dalla numero 7 Elsa Salvagnà. La partita, eccola qua, la realizzazione che decide fino a questo momento la partita dopo 27 secondi di gara. Il tiro che decide in questo momento la gara, partita tenuta in mano saldamente dalla Spagna, Italia che si difende con ordine, qualche bella parata di Stella Rossato che avrà molto da lavorare nel corso di questa partita e anche un paio di tiri dalla parte opposta, un bel intervento anche per Giulia Masnou. Lo ripetiamo, per l'hockey giovanile femminile italiano confrontarsi con una scuola regina come quella spagnola, anche se i campioni in carica, le campionesse in carica, lo ricordiamo, sono le portoghesi, perché la Spagna non c'era a Correggio lo scorso anno, è sicuramente un compito complicato, una buona lezione per apprendere, sicuramente un buon allenamento per gli assetti difensivi della formazione azzurra. Non ci sono stati cambi per quanto riguarda l'Italia. Messora servita da Rubega, attenzione, parte subito il contropiede della Spagna, si stende Stella Rossato e impedisce a Xenia Matas di andare in gol. Ingenuità questa volta delle italiane che si erano praticamente addormentate. Ancora Stella Rossato, questa volta su Ferrer, su tiro basso. Messora, Cazzola prova a fare blocco Ghirardello, prova ad andare via Cazzola, va al tiro, c'è una deviazione sul nascere, pallina ancora per le azzurre ma Messora non riesce a controllare. Attenzione, 2 contro 2 per la Spagna con Ghirardello che viene superata, però Stella Rossato ci mette il bastone e allontana la minaccia. Allora Emma Cazzola ora su Abril Bessa, ci prova dalla distanza e mette in difficoltà Stella Rossato. Il tiro di Matas. Bessa per Salvagnà. Matas prova l'accelerazione, Matas cerca il buco sul primo palo, non lo trova, c'è un fallo fischiato dai direttori di gara. Sono i 2 portoghesi, non l'abbiamo detto, ce ne scusiamo. Si tratta di
Manuel Oliveira e Carlos Correia, entrambi portoghesi. Andiamo con l'Italia che prova a uscire da questa gabbia in cui la Spagna ha rinchiuso le azzurre. Fallo, passati 5 secondi di tempo, intanto siamo alla metà del primo tempo, risultato sempre fermo sull'1-0. Attenzione a questa entrata da parte di Abril Besa, che sfrutta anche una stecca persa da Emma Cazzola, che però se la va a riprendere, si va a riprendere questa pallina, combatte come un leone, va fino sul fondo, subito 2 su di lei, difficile districarsi, 3 anni di differenza tra le spagnole e Emma Cazzola. Punizione per l'Italia. Cazzola. Palla che esce, l'ultimo tocco è spagnolo e quindi sarà ancora una rimessa in favore dell'Italia. Sulla pallina va Matilde Ghirardello per Cazzola. All'indietro Messora, prova ad andare in velocità Messora, 2 avversari a impedirle di girare e di puntare l'area, mantiene il possesso della pallina, arriva Matilde Ghirardello in 2 contro Elsa Salvagnama, è la spagnola autrice del gol che tiene in vantaggio la Spagna sull'Italia per 1-0, ad uscire vincitrice da questo contrasto. Bessa marca bene Rubega e Bessa non si riesce a girare, poi Rubega chiude anche la conclusione della giocatrice spagnola. Si parte dal lato opposto con un'azione di forza di Bessa che mette in mezzo e d'astuzia porta via la pallina a Messora, che poi accelera, cade a terra, non c'è fallo, l'arbitro lo fischia. Primo fallo di squadra della Spagna, 1 anche per il Portogallo. Laura Rubega, ieri 3 gol per lei, tutti i gol segnati contro la Francia. Attenzione a questa conclusione, il tocco con il piede, non è riuscita questa volta la deviazione al volo alla giocatrice spagnola numero 8, Xenia Matas. Palla di nuovo all'indietro, ancora un doppio cambio pronto per le spagnole. Pallina messa in mezzo, la devia sul nascere Laura Rubega, attaccata subito Emma Cazzola, 2 secondi per uscire, finiscono i 45 secondi. Fallo di squadra contro l'Italia. Fallo di squadra contro l'Italia, lo batte la Spagna con il numero 2 Ainhoa Muro, appena entrata, ha effettuato il doppio cambio che vi avevamo detto la allenatrice spagnola, mettendo dentro con il numero 2 Muro, con il numero 9 Giulia Vila. Attenzione, proviamo un'azione in avanti con Ghirardello che mette in mezzo per Messora, pallina che non arriva a destinazione. Vila per Costa, Matas all'indietro per Muro, di nuovo Vila, di nuovo Costa, fase abbastanza stanca con la Spagna che fa molti passaggi senza troppe accelerazioni, tentano alza e schiaccia ora le spagnole. Messora va a combattere ma perde la battaglia contro Xenia Matas, ancora una pallina messa in mezzo,
Non c'è però nessuna giocatrice spagnola in questo momento. Vila in seconda battuta recupera palla ancora la Spagna con Costa. Tanto Stella Rossato va a portare via la pallina e con un po' di ritardo viene fischiata la palla alta della giocatrice spagnola. Punizione che sarà per le azzurre, ma prima c'è un time out richiesto da Massimo Giudice con l'Italia che tutto sommato regge abbastanza bene la pressione della Spagna, una Spagna che, lo ricordiamo, l'abbiamo detto più volte, lo ripetiamo, è decisamente di un altro livello rispetto a tutte le avversarie, non soltanto rispetto all'Italia, e quindi mantenere un risultato, una partita giocabile è sicuramente un risultato importante per le azzurre. Tornano in campo le squadre, non dovrebbero esserci cambi, anzi c'è un cambio perché vediamo in pista col numero 8 Maria Boscaro, è uscita Matilde Ghirardello. Riprende il gioco con l'Italia che prova ad impostare proprio con la nuova entrata Maria Boscaro. Pallina che si perde però perché Emma Cazzola non parte assieme alla compagna. Tocca Stella Rossato, muove in direzione della sua capitana, poi però non riesce l'inserimento del terzo con Teresa Messora. Palla dietro porta, ancora manovrata dalla Spagna, è rimasta tutta sola la giocatrice spagnola che sbaglia un gol veramente quasi già fatto. Xenia Matas, errore difensivo importante però questa volta per le azzurre, e qui arriva la fucilata di Teresa Messora che impegna Giulia Masnau. Bella risposta dell'Italia, in questo caso con Masnau che deve impegnarsi per togliere la pallina dal 7. Sulla punizione successiva però le spagnole hanno facile gioco a parare. Attenzione a questa pallina restituita in area alla formazione iberica. Stella Rossato sulla conclusione al volo da parte di Xenia Matas dice ancora di no. Finta il tiro, ora Matas si avvicina alla porta, la attacca Maria Boscaro, non viene rilevata l'irregolarità, colpo sul bastone. Ancora una parata da parte di Stella Rossato, questa volta su Alba Costa. Cazzola difende questa pallina dall'attacco di due avversarie, però commette fallo perché schiaccia la pallina alla balaustra, vietato dal regolamento, dunque pallina persa. Messora per poco non ruba palla a Costa. Attenzione alla conclusione in entrata di Ainhoa Muro. Ancora la Spagna che attacca, ancora una deviazione, difende davvero bene l'Italia in questa fase. Riesce a rendere la vita difficile a tutte le giocatrici spagnole. Boscaro torna indietro, ma questo ovviamente porta al fallo di 5 secondi e alla pallina persa dalla nazionale azzurra, inquadrata Emma Cazzola.
E qui invece Stella Rossato, indiscussa protagonista del match fino a questo momento, superata solo dal tiro diretto di Salvagnà. Ancora una pallina su Rossato. Muro, tiro da fuori, completamente fuori misura. Recupera palla Rubega. Poi la perde, attenzione al contropiede di Muro, la conclusione ancora Stella Rossato, questa volta sul palo più vicino, in una posizione difficile a dire di no. Anna Cazzola non riesce a mantenere il controllo della pallina, ancora un tiro da fuori, deviazione con la pallina che finisce sulla parte superiore della porta e si riprenderà pertanto con un tiro con un ingaggio. Tanto la Spagna continua a fare ciclicamente cambi. Adesso stanno rientrando le giocatrici con cui la Spagna ha iniziato la partita. Costa, fallo di Costa che ha allontanato Boscaro in modo irregolare. È il terzo fallo della Spagna, 2 ne ha commessi l'Italia. Italia che può giocare questa pallina con Rubega, prova a dare in avanti a Messora, il controllo non è felice, c'è però nei pressi, attenzione, Messora ha un'opportunità, va al tiro, la parata senza problemi da parte di Julia Masnou. Pallina persa questa volta dalle spagnole. Ferrer si avvicina alla porta di Stella Rossato. Roldan, il tiro, colpisce in pieno Emma Cazzola che accusa il colpo, rimane stoicamente in pista la numero 3. Boscaro non passa, non filtra questa pallina. Ancora la Spagna che recupera, attenzione, se ne va via Ferrer, mette in mezzo, bella l'azione, arriva però Boscaro ad allontanare la pallina, a chiudere sulla portatrice di palla spagnola. Roldan, Costa ha uno spazio in diagonale ma la chiude bene Laura Rubega, che però riesce un passaggio difficile, aggancia una pallina incredibile Emma Cazzola in questa occasione. Alla fine però sono di nuovo le spagnole a venire in avanti, sbagliato il passaggio, 3 contro 2, attenzione, la conclusione alta di Teresa Messora, che poi rimane anche a dare fastidio alle giocatrici spagnole. Attenzione però alla ripartenza veloce della Spagna con Roldan. Muro per Ferrer, da questi ancora Muro. C'è il time out richiesto dalla Spagna quando è già scattato l'ultimo minuto di gioco. Stella Rossato va a prendere anche questa pallina. Roldan dietro porta, la sua conclusione, più veloce Messora che tocca la pallina, ma la pallina che finisce poi nella zona difensiva della Spagna. Palla indietro ancora per Ferrer, fallo dell'attaccante spagnola. 13 secondi alla fine del primo tempo, il time out più inutile del mondo. Lo chiede l'allenatrice spagnola Maria Diez, che evidentemente l'aveva chiesto in precedenza, ovviamente non l'ha chiesto a 13 secondi dalla fine. Il gioco però si è protratto così tanto da arrivare praticamente al limite della fine del primo tempo, con la Spagna che avrà l'ultima pallina in mano per giocare contro la formazione azzurra.
Non ci sono cambi nella squadra azzurra. Cazzola, Boscaro, Messora e Rubega. Anzi no, è l'Italia che ha la punizione, giustamente, perché c'è stato il fallo in area in precedenza. Cazzola, bisogna uscire in 3-5 secondi, lo fa con questo passaggio, ma alla fine la palla è per la Spagna e finisce qui il primo tempo, 1-0 in favore della Spagna, che ha giocato decisamente meglio, ma un ottimo assetto difensivo della formazione azzurra ha permesso di contenere i danni. L'unico gol è arrivato su tiro diretto. Dopo 27 secondi di gioco ce ne sono altri 20 minuti di gioco, fra 10 minuti ci ritroviamo tutti qua.
Rientriamo in collegamento diretto con il Palasport di Olot, pista Joseph Joe, scusate. Secondo tempo di Spagna-Italia, valido per il campionato europeo Under 17 femminile di hockey su pista, il secondo campionato europeo di categoria dopo quello dello scorso anno a Correggio, di fronte appunto Spagna-Italia. Risultato scusate, del primo tempo 1-0 per la Spagna, il gol dopo 27 secondi su tiro diretto di Salvagnà. Monologo, quasi monologo spagnolo nel corso del primo tempo, difesa stoica delle azzurre, ottima prestazione di Stella Rossato, qualche occasione dalla parte opposta, una sola vera, anzi due vere parate da parte di Julia Masnou e qualche tiro finito fuori. E probabilmente il secondo tempo avrà lo stesso leitmotiv. Avete visto la prima conclusione della formazione spagnola. Ora l'Italia che recupera dopo il tentativo iberico di segnare la prima rete su azione di questa partita. Contropiede ora molto pericoloso delle spagnole, ma la conclusione della numero 3 Roldan si ferma contro il corpo di Stella Rossato, ancora una volta perfetta in posizione. Abril Bessa, Italia che ha iniziato il secondo tempo con Rossato, Boscaro, Cazzola, Ghirardello e Messora. Questa è l'autrice del gol del vantaggio spagnolo. Bellissimo il movimento di Elsa Salvagnà, che riesce a entrare in area ma non trova il varco giusto. Ancora la numero 7, s'arrabbia Emma Cazzola. Salvagnà con Bessa, Roldan e la numero 6 Ferrer. Questo è il quintetto delle spagnole. Julia Masnou in porta. Prova l'Italia a combinare qualcosa, non ci riesce, recupera e prova ad andare alla conclusione Carla Ferrer, che tenta di alzare la pallina e schiacciarla in porta. Riesce solo la prima parte del movimento, non la seconda. Ora bisogna uscire, sparacchia in avanti Laura Rubega, non ci arriva Matilde Ghirardello. Roldan, il tiro, ma lì c'è sempre prontissima Stella Rossato. Palla in avanti, non aggancia Boscaro l'invito di Ghirardello. Salvanà. Bessa. Roldan. Ferrer prova sulla sinistra, la fermano inizialmente, poi non ci pensa due volte Rubega, rotea il bastone, per fortuna colpisce la pallina. Cazzola. Non abbiamo visto se hanno cambiato il portiere, le spagnole, ci pare di sì, quindi ci potrebbe essere Aine Perez in questo momento tra i pali della formazione spagnola. Attenzione, l'occasione per Boscaro, era filtrata la pallina, ora c'è un 2 contro 2, Salvagnà punta l'area immediatamente, doppio intervento su di lei per impedirle di entrare. Ancora Salvagnà, Emma Cazzola spostata in area, cerca il passaggio per Ferrer, palla all'esterno per Roldan. Si accentra Roldan, il tiro non viene benissimo, pallina che rimpalla sui pattini di qualcuno e torna verso l'esterno. Si sgola, attenzione, entra la pallina, questa volta errore di Rossato, il primo in tutta la partita. 4-0-4 del secondo tempo. Salvagnà sempre.
Andiamo a rivederlo, una mischia sul primo palo con la pallina che scivola sotto il corpo di Stella Rossato e entra in porta. 2-0 dunque per la Spagna, che così come aveva segnato in apertura di primo tempo segna in apertura di ripresa. È il primo gol su azione della Spagna oggi, la doppietta di Salvagnà. Punizione ora in favore di cambio portiere, esce Stella Rossato, entra Bianca Bertolucci. Applausi per Stella Rossato, prestazione monstre per la portiera vicentina, non macchia sicuramente la sua eccezionale prestazione. Il gol del 2-0, esordio in nazionale per Bianca Bertolucci, nome che in nazionale ha pesato tantissimo. Tanto c'è un problema tecnico per Emma Cazzola, ma una cosa già risolta. È stremata Stella Rossato in panchina e del resto è stata chiamata in causa continuamente nel corso di questa gara. Come chi ha seguito la partita precedente sa perfettamente che in tribuna c'è anche Papa Mirko Bertolucci, che ha commentato con noi in precedenza la gara maschile. Di personaggi di un certo livello ce ne sono parecchi, perché ovviamente c'è anche Massimo Cunegatti, che ha seguito con grande apprensione, come fa sempre, la partita del figlio in precedenza. Ma torniamo a questa gara con le azzurre che si difendono come meglio possono contro la superiorità spagnola. Spara in avanti ora Laura Rubega. Ferrer, Roldan, all'indietro per Salvagnà. Si ferma l'autrice della doppietta con cui la Spagna sta guidando questa partita per 2-0. Palla in mezzo proprio per lei, che riesce a colpirla al volo. Bella azione della Spagna, tutt'altro che banale nell'occasione precedente. Oh, bellissimo movimento di Carla Ferrer, che fa saltare la pallina e supera il bastone dell'avversario, poi però non riesce a controllare. Salvagnà mette in mezzo, Bianca Bertolucci esce per impedire il tocco di Carla Ferrer. Cade a terra la spagnola, fallo di squadra numero 4 per l'Italia, altrettanti ne ha commessi la formazione spagnola. Entra in pista Teresa Messora al posto di Maria Boscaro. Lotta come un leone la capitana Laura Rubega, forse commette anche fallo. Attenzione a Ghirardello, c'è un minimo di spazio, la conclusione, c'è una deviazione che fa terminare la pallina alta. Era riuscita ad arrivare fino in porta la formazione azzurra, forse c'era un fallo all'origine di questa azione, non fischiato dai direttori di gara. Attenzione, Salvagnà ancora si gira in un fazzoletto, tira fuori questa pallina per Carla Ferrer, ancora una deviazione azzurra, pallina ancora però per le spagnole. Messora allunga il braccio e porta via la pallina, poi interviene un po' pesantemente su Salvagnà, che gira dietro porta. Ancora Salvagnà all'esterno per il tiro della numero 5 Abril Besa, e finisce il tempo di esposizione della
Spagna per gestire questa azione, si riprende dall'angolo, ma guardate tutte le spagnole, anzi non lo vedete in questo momento, ma tutte le spagnole sono lì ad aspettare la rimessa in gioco e a pressare le azzurre. Cazzola in qualche modo controlla ma perde la pallina che arriva a Besa, mette in mezzo, Bianca Bertolucci ci mette il guantone, parte in velocità Teresa Messora, può andare alla conclusione, Matilde Ghirardello non arriva sul tocco del portiere, ora però bisogna rientrare veloci perché è un 3 contro 2 per la Spagna. Ghirardello ostacola e si porta via la pallina e ora c'è un 2 contro 1 per le azzurre. Ghirardello per Messora, si gira Messora, la conclusione in girata, la parata da parte di Aine Perez, supponiamo occasione, forse la migliore occasione di tutta la partita per l'Italia. Pallina messa in mezzo di nuovo, Ghirardello difende questa pallina, cerca e trova Laura Rubega dalla parte opposta, c'è un po' di spazio per Messora, si accentra Messora, non c'è il tempo di pensare troppo perché le spagnole sono subito addosso. Messora va in solitario, tocca però per ultima Costa che le porta via la pallina, ora Messora è sola, le azzurre sono già tutte in difesa e Messora perde la pallina in questa occasione. Provano ad avvicinarsi ora alle portatrici di palla le azzurre, c'è time out chiesto dalla panchina italiana, si arrabbia anche perché non arrivava il fischio della campana a dare il time out. Massimo Giudice che vuole sistemare un po' di cose dopo aver cambiato il portiere e una giocatrice, e non inquadrato nell'altro angolo della panchina c'è Leo Barozzi che con Stella Rossato dà preziosi consigli a Bianca Bertolucci, dà anche l'idea del gruppo molto unito tra queste ragazze alla prima esperienza di fatto. Ricordiamo che sono uscite tutte le 2007, su cui la federazione aveva lavorato parecchi anni quando ancora il campionato Under 17 non c'era, e tra l'altro la federazione italiana ha dato un contributo fondamentale alla nascita di questo campionato europeo, ospitando la prima edizione lo scorso anno in contemporanea con quello maschile e dimostrando nei fatti che era possibile organizzare un evento di questo tipo con successo, e quest'anno si ripete qui a Dolot e c'è anche la Spagna che a Correggio non c'era, e ovviamente la Spagna nell'hockey femminile è la nazione di riferimento ormai da parecchio tempo, supremazia indiscussa nella categoria assoluta e anche in questa categoria giovanile. Per quello che si è visto fino adesso contro le spagnole si può fare oggettivamente molto poco. Rubega se ne va in velocità, carica il tiro, la conclusione c'è però Muro che fa muro e porta via la pallina, ma Rubega ci prova di nuovo questa volta gli porta via la pallina Messora di fatto perché si trova davanti la sua compagna di squadra. Muro all'indietro per Costa, Roldan, Matas ancora all'indietro, si riparte da Muro che carica il tiro, c'è però la deviazione di Messora prima che si impenna, ancora Spagnola in possesso. Ultimi 10 secondi però per la Spagna che cerca il blocco, lo trova, manda in avanti con il numero 4 Alba Costa, grande parata di Bianca Bertolucci che va a prendere la pallina in elevazione e la porta via. Sbagliato il passaggio, non riesce ad andare via Laura Rubega, poteva essere un'ottima occasione. Attenzione perché ora c'è molto spazio per le attaccanti spagnole. Messora servita, subito il raddoppio su di lei e arriva prima Muro, fosse riuscita ad andare via era in porta ma è stata più rapida la giocatrice spagnola. Intanto siamo oltre la metà del secondo tempo, risultato di 2-0, il raddoppio, le doppiette di Salvagnà per la definizione del risultato. Prova
Matilde Ghirardello ad andarsi a prendere questa pallina, ma arriva prima la giocatrice spagnola. Siamo dalla parte opposta, passaggio al centro, non la controlla nessuno, pallina che salta parecchio, c'è caldo, c'è umido, c'è un fondo non particolarmente brillante su cui giocare. Messora a terra, attenzione da sola e non può farci niente qui Bianca Bertolucci. Il gol è di Julia Vila ed è il 3-0 in favore della Spagna dopo 10 minuti e 37 secondi. Palla persa alla balaustra da Teresa Messora e facile facile il compitino di Vila, lo andiamo a rivedere qui, vediamo l'ultimo passaggio, mette sotto la traversa, non ci può fare nulla il portiere azzurro. Pallina messa in mezzo da Cazzola, Ghirardello disturba la conclusione, si porta via questa pallina, contropiede 2 contro 1, Ghirardello Cazzola però alla meglio la difesa, perché Ghirardello aspetta troppo prima di decidere cosa fare, chiude bene la difesa. Messora ora riesce a superare una prima avversaria, non una seconda. Rubega, la conclusione, chiude sul palo basso Aine Perez e la palla è di nuovo per la Spagna. Ghirardello si gira in area Alba Costa ma non trova spazio, c'è la difesa azzurra a chiudere. Poi un tiro dalla distanza, pallina che sibila a lato della porta, palla messa in mezzo a rischio rigore, questo intervento di Rubega che è caduta nel momento in cui toccava la pallina. Tiro da fuori ancora della Spagna, tiro alto e punizione in favore dell'Italia. 7:58 da giocare, con la Spagna in vantaggio per 3-0. Azzurre che non devono mollare, hanno fatto una prestazione importante soprattutto in difesa contro una squadra nettamente più forte, non si può pensare di fare molto di più. Qualche abbozzo di azione si è vista, attenzione ora a Roldan, ancora la Spagna davanti alla porta, arriva Laura Rubega su Roldan, poteva andare alla conclusione forse Xenia Matas, eccesso di altruismo in questa occasione, non aveva nessuno davanti, ha cercato il passaggio di ritorno alla compagna che nel frattempo era stata ben marcata. Perde palla Ghirardello, arriva Emma Cazzola in seconda battuta, Costa dalla parte opposta per Vila, si ferma la numero 9, cerca il taglio di Xenia Matas che però non si muove, ancora Vila, le ruba la pallina Messora, prova ad andare in velocità Messora, 2 su di lei, una terza davanti, gli toccano la pallina quel tanto che basta per impedirle di andare alla conclusione. Dalla parte opposta ancora Costa, Bertolucci allontana, pallina che rimane lì, palla 2 perché si era bloccata sul guantone di Bianca Bertolucci. Time out chiesto da Massimo Giudice a 6 minuti e 39 secondi dalla fine, per fare un po' il punto della situazione, tenere alto lo spirito di questa squadra in vista dei minuti finali. Qui vedete inquadrato quello che vi dicevamo prima, Leonardo Barozzi con Bianca Bertolucci e con Stella Rossato che, pur avendo già finito la sua prestazione, va e ascolta e sta vicino alla compagna e all'allenatore durante il time out. E qui rivediamo invece le azioni salienti della partita, in particolare del secondo tempo. Queste sono le ultime in ordine di tempo. In tribuna non inquadrabili perché sono praticamente sotto la nostra postazione, ci sono anche
tutti i ragazzi e lo staff dell'Under 17 maschile che sono rimasti qui a seguire le compagne di squadra, così come in precedenza, ovviamente fino a quando è stato possibile, prima che si dovessero preparare per la partita. Anche le ragazze erano in tribuna a guardare la partita dei maschi in una spedizione molto difficile da organizzare, perché è particolarmente numerosa ma anche particolarmente interessante da un punto di vista umano, proprio perché si uniscono due esperienze completamente diverse, quelle dei ragazzi che vengono da un hockey ormai consolidato in Italia con abitudini ormai stabilite, e invece chi sta facendo vero e proprio pionierismo sportivo, perché il settore giovanile e femminile è di fatto una realtà in fase di costruzione. È la seconda ondata di atlete dopo le 2007 che hanno già iniziato a rimpinguare la nazionale maggiore, alle spalle delle senatrici, passateci il termine perché parla di senatrici con gente che ha 23-24 anni non è il massimo. Attenzione ancora la Spagna, questa volta Bianca Bertolucci dice di no a Ainhoa Muro, si prende anche gli applausi del pubblico. Ancora la Spagna che commette un fallo, è il sesto fallo di squadra ai danni della formazione spagnola. Parata importante quella di Bianca Bertolucci in precedenza, che non sta facendo rimpiangere Stella Rossato, che si è fatta un primo tempo nella prima parte di secondo sotto pressione, e sotto pressione è veramente poco, perché è dovuta intervenire tantissime volte sulle conclusioni delle giocatrici spagnole. Costa in avanti in velocità, arriva dalle parti di Bianca Bertolucci ma non trova spazi, poi c'è questo tiro deviato sul nascere. Ancora la Spagna in controllo con Vila, cerca di mettere in mezzo, ci arriva la deviazione Ainhoa Muro, poi però la pallina si impenna e quindi la ripresa del gioco è appannaggio delle azzurre. Azzurre che domani affronteranno il Portogallo nella quarta giornata del girone. Ricordiamo che il torneo femminile prevede un girone con 6 squadre da 5 giornate, quindi tutti contro tutti. Alla fine della classifica prima contro seconda, terza per l'oro, terza contro quarta per il bronzo e quinta contro sesta per evitare l'ultimo posto. E dicevamo, non ci sono ancora gli orari ufficiali di domani, ma dovrebbe essere la partita delle azzurre alle ore 11:15, quindi passiamo al mattino domani per raccontarvi le avventure della formazione italiana. Intanto qui si deve allungare Aine Perez per fermare la conclusione di Messora, mentre i ragazzi che giocheranno il quarto di finale contro la Svizzera dovrebbero giocare alle 15. Queste le due partite di domani. Ovviamente seguite i social della federazione e i comunicati stampa dell'ufficio stampa per avere informazioni ufficiali non appena World Skate Europe al termine della giornata di oggi confermerà queste indiscrezioni. Intanto non vi abbiamo commentato una bella parata di Bianca Bertolucci in una partita che si avvia alla conclusione, 3:56 fuori Messora dentro Ghirardello per le azzurre. Gioco fermo perché bisogna asciugare la pista. Noi ne approfittiamo per dirvi che ovviamente questa è l'ultima partita del torneo femminile di questa giornata, che ha visto la Francia battere l'Inghilterra 6-0 e il Portogallo vincere contro la Germania per 4-0. Di fatto domani l'Italia si gioca un pezzone di possibilità di accedere alla finale continentale, perché
dato per scontato che la Spagna, che ha già battuto il Portogallo per 4-1 nella giornata di ieri, ha la strada spianata per la finale. Domani Italia e Portogallo si dovrebbero giocare tutte o buona parte delle chance di andare in finale. Altra partita difficile contro le campionesse d'Europa uscenti, vincitrici a Correggio, ma l'Italia c'ha un conto in sospeso con la finale continentale, perché lo scorso anno quello 0-0 maledetto contro l'Inghilterra nel girone di qualificazione, che ha mandato le inglesi nettamente inferiori alle azzurre alla finale per il titolo, relegando l'Italia a quella per il bronzo, è un risultato che grida vendetta. In attacco le azzurre con il retropassaggio per Rubega, che non riesce ad andare in avanti. Pallina che si impenna, o forse sono i 5 secondi. Comunque la pallina torna alla formazione spagnola, che viene in avanti con Vila, ancora Bertolucci che allontana. Cazzola sbaglia il passaggio, interviene prima di tutti Xenia Matas. Ferma palla Rubega, Ghirardello prova ad andare alla conclusione. Ghirardello, la parata senza problemi di Aine Perez. Dalla parte opposta Vila, attenzione perché c'è la giocatrice più forte, doppia parata di Bianca Bertolucci su Elsa Salvagnà, ancora Bianca Bertolucci che allontana. Un'altra parata con il guanto, questa volta sul tiro dalla distanza di Matas. Cazzola, ancora un contropiede, attenzione Vila, ma ci mette con grande precisione il bastone la capitana Laura Rubega. Ghirardello in avanti, Cazzola non controlla. Spagna che ha l'ennesima opportunità offensiva a 2 minuti dalla fine. Costa in mezzo, Bertolucci allontana. Cazzola, per Elsa Salvagnà. Vila, Salvagnà, Costa, prova in alza e schiaccia da dietro porta Matas, non trova però lo spazio, ancora Costa. Passaggio in mezzo, Ghirardello tocca in modo provvidenziale, poi commette fallo andando di schiena e c'è il time out, così come era accaduto alla fine del primo tempo, anche alla fine del secondo, della Spagna, con Maria Diez che chiama a sé le sue giocatrici. Eccola qui, l'ex giocatrice della nazionale spagnola. 1:14 da giocare per finire questo ultimo appuntamento con l'hockey su pista femminile. Ci sarà alle 21, scusate, alle 20:45 e la potrete seguire su World Skate Europe TV, l'ultima partita dei gironi per quanto riguarda il campionato maschile tra Spagna e Francia, con la Spagna chiamata a vincere e a segnare gol a sufficienza per superare il Portogallo. Attualmente il Portogallo ha un +8, la Spagna ha un +5. Non dovrebbe essere un problema per gli spagnoli segnare almeno
vincere con almeno 4 gol di scarto e chiudere il girone al primo posto, andando poi ad affrontare domani l'Austria, lasciando l'Inghilterra al Portogallo, già certi invece Italia-Svizzera e Francia-Germania. Questi quarti di finale del campionato maschile, che ha una formula diversa, essendo le squadre 8 contro le 6 del campionato femminile. Inizia l'ultimo minuto di gioco con la Spagna che attacca ancora con Salvagnà, autrice di 2 delle 3 reti, delle prime 2. Palla all'indietro per Vila, la conclusione Bertolucci in 2 tempi, prima para poi allontana, arriva comunque ancora Salvagnà, allontana Maria Boscaro. Palla lunga ancora, era per Emma Cazzola ma ci arriva prima Costa. Vila, di nuovo Costa, puntano le spagnole. Salvagnà dietro a porta ancora per Costa, sale il grido Italia Italia, più rumoroso il pubblico italiano che il pubblico non numerosissimo, dobbiamo dire, spagnolo. Tiro dalla distanza di Segnamattas a chiudere la partita con la parata di Bianca Bertolucci. Finisce 3-0 in favore della Spagna, poteva andare molto ma molto peggio. Buona prestazione difensiva, ottime portiere per la squadra azzurra. Forse la Spagna non ha spinto al massimo delle sue possibilità, ma va bene così. Facciamo una dignitosa figura contro le maestre di questa disciplina a livello femminile, inarrivabili per questo e per altri anni a venire, perché partono con un vantaggio veramente tanto importante. Ci torniamo a sentire domani. Partiamo con le ragazze alle 11:15, Italia-Portogallo da non perdere, alle 15 Italia-Svizzera con i maschi, quarto di finale da non perdere. Grazie da Marcello Bulgarelli, a domani. Continuate a seguire l'hockey su World Skate Europe TV, c'è Spagna-Francia.